La regina di Sabe, sin tutta contà dei nomine di Salomon, arriva a Gerusalemme per mettilo agli sprovis mediante indovinei. Arriva con tune code di int che non finive altri e con camei chiamati di bonodors, di un disordine di aur e di pieris preziosis. Si presentà di Salomon e contà duce che se veve dentri vie. Salomon rispondeva a tutte le sue questioni e nessuna non restà tanto misteriosa per Salomon di non arrivare d'ore di rispondi. La regina di Sabe, dopo di aver veduto la sapienza di Salomon, il palazzo che aveva fatto su, la mangiativa de sottaule, la sistemazione dei suoi fameis, il servizio de soint e la loro monture, i suoi copirs e i loro vestiti, gli olocausti che lui all'uffrive al templi e restà incantesemade. Poi disse al re: allora c'è quai sintuta di intemetiere sul to cont e a riguardo to sapience agliere ver. Io non avevi voluto crodi a ciò che si contave finché non so arrivate a chi e che i miei voi non han veduto. Po ben, non mi avevi incontate neanche miege de grandezze de to sapience. La to innomine che ho hai sintude su di te, noi a preferenze di te. Fortunats i tiei oms e fortunats che stiei fameis, che son sempre denan di te e che ascoltin la tua sapienza. Benedet sia il Signor tuo Dio, che ti ha avuta grat e che ti ha mitut sulla sossente, re pal Signor tuo Dio. Stant che il tuo Dio, iul ben a Israele, e calintin di tignilu salt par simpri, ti ha mitut re par zore di lui, perché tu mettissi in vore il diritto e la giustizia. Ie esibì al re 120 talents di aur, un disordine di bonodors e pieris preziosis. Non si è mai veduto tan bonodors come che la regina di Sabe gli ha regalato al re Salomon. I oms di Curam e che di Salomon, che chiamava in aur di Ofir, a portare in len di sandul e pieris preziosis. Con len di sandul il re al fasè gli stialis dal templi e dal palazzo, citaris e arpis pai cantors, struments di che fate non si indiere mai veduts de tiere di Giude. Il re Salomon gli offrì alla regina di Sabe ciò che gli golave, in sorplui dal valor di ciò che gli aveva portato al re. Da spoi e torna e te sostieris compagnade de soint. Il pes dall'aur che arrivava ai tesarchis di Salomon ogni anno aliere di 676 talents di aur, senza contà dot che arrivava d'oglie dai trafficanti e dai marchiedanti. Doci res de Arabie e i sorestanti de tiere i portavano a Salomon aur e arint. Il re Salomon al fasè 200 scus di chei grandi di aur battut e i lerin 600 ciclos di aur per ogni dun. 300 scus di chei picciui di aur battut e i lerin 300 ciclos di aur per ogni dun. Il re iu sistemata al palazzo dal bosco dal Liban. Il re al fasè anche una grande sente di avori che le rivestì di aur rut. La sente aveva 6 stialins e un sgabel di aur par daur, braz di une bande e di che altre de sente, e 2 leons che erin a flanc dai braz. 12 leons erin sistemati sui 6 stialins, di qua e di là. In nisson ream non si è mai vedude une robe di che sorte. Tutti gli scopis par bevi dal re Salomon erin d'aur e tutto il fornimento dal palazzo dal bosco dal Liban aliere di aur rut. So di Salomon, l'arint non valeva nuie. Di fat, gli snavs dal re alevin a Tarsis, qui marinars di Curam. Ogni 3 anni gli snavs tornavano di Tarsis in colmis di aur, di arint,
di avori, di simis e di babuins. Il re Salomon al passà, par richiece e par sapience, duci res de tiere. Duci re de tiere e bramavi di svisinà Salomon, par ascoltà la sapience che Dio i veve mettude in cur. Ognun di loro i portava ogni anno la sottasse, robe di aur e robe di arint, vistis, armis, bonodors, chiavai e mui. Salomon aveva 4.000 stalis paesi chiavai e paesi chiars, e 12.000 chiavai, sparniccias, tessitas dai chiars e da proof dal re Gerusalemme. Lui al paronave su duci res, dal flum fin tremai alla tiare dai Filisteos e fin tal confin dall'Egitto. Il re al fase in mood che in Gerusalemme la rinta al fosse ordenari, tanche i cogui e i cedris, tanche i sicomors, candea pleton tessefele. Di Muzri e di tutte lattiere si regonavin chiavai par Salomon. Duci sflandors di Salomon, dal prim all'ultim, a son contas intaiats dal profeta Natan, te profezie di Achie di Silo e te visions dal profeta Iedo a riguard di Jeroboam fi di Nebat. Salomon a regnà in Gerusalemme par zore di Israele par 40 anni. Salomon si indurmidì vie cui siei vons, lo sotterrarin te città di David. In pen di lui, al diventare re, Sofì Roboam.